No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia. Cane, digli, oggi sabato 26 maggio, bella parola sabato, Cioè io quando riguarderò i miei video e sentirò io che inizio con dire sabato, già la capisco che il video prenderà tutt'altra piega, cioè riuscirò a ricordare il mio stato emotivo con tutt'altro occhio di quello con il quale posso ricordare le altre giornate durante la settimana. Come tu mi insegni, vero cane? Per te non esiste il sabato, per te è tutto un sabato, porco cane. Parte d'estate, digli che sei dalla nonna e il tuo amico qua Zingano viene a prenderti il sabato, appunto, e tu sei tutta felice, cara. Nella puntata di oggi voglio fare un piccolo punto della situazione. Allora, mi è preso il matto, ho deciso di vendere tutto, prendermi un vecchio camper, ok, l'ho già fatto, stiamo parlando del passato, va bene, questo camper bene o male l'ho sistemato. Attualmente mi sono staccato da casa in quanto il camper è diventato completamente autonomo, diciamo, col discorso dei pannelli, dell'inverter, il bagno funzionante e tutto quanto, il camper è completamente autonomo e funzionante, quindi di Liemi siamo partiti e siamo a Jesolo. Non abbiamo fatto tanta strada, ma tanto a te che ci segui cazzo ti cambia. Attualmente ho una fidanzata di Liemi a Jesolo e un lavoro a Jesolo. Ho finito tutti i miei desideri materiali, cioè la reflex, le GoPro, tutti i giocattoli, il Surface, le robe da vestire, gli accessori da spiaggia, da montagna, torce, 1000 gadget vari. Non ho più desideri materiali, non so più cosa prendermi, non ho più nulla da prendere, il drone, ho preso tutto. E allora, cane, abbiamo visto, cazzo, vivendo su sto cesso di camper si continua a risparmiare un sacco di soldini. Ho detto, bello è bello, però visto che per ora sta continuando così, che devo comunque stare in zona e tutto quanto, ho detto perché non mettere via i soldini e prendersi un bel camper. E allora il ragazzo qua stava pensando, è nell'eterno dubbio. Allora, ho un motorhome roba nuova, cioè non nuovo proprio di fabbrica, ma nuovo nel senso un usato di 2-3 anni, massimo 4, ciapa. Ho un motorhome da 7 metri e qualcosa, però lì il problema dove lo parcheggi e non ti muovi e non ti giri, nel wild non riesci a imboscarti nei punti strategici, eccetera eccetera, e quindi so che mi mangerò le palle fuori maniera. D'altro canto, dall'altra parte c'è i semi-integrali, ho visto i bellissimi 6 metri, sempre col gavone, doccia relativamente separata, che devo capire bene adesso com'è sto discorso, le docce separate nei 6 metri, e che hanno una specie di privé mobile, per capirci, no? Per non fare i sghinzi dappertutto. Però anche lì, se prendi quello, buon motore, leggero, tutto quanto, vai dove vuoi, però dopo cazzo ti ricordi gli interni del motorhome da 7 metri, che quello è un vero e proprio appartamento, cioè una vera e propria casettina di montagna se te lo prendi con gli interni giusti, no? Per ora sono indeciso. Comunque fatto sta che mancheranno 2 anni per l'acquisto di questo camper, quindi con tutta calma posso decidere fra i 1000 modelli che ci sono in giro per il mondo, insomma. 2 anni perché? Perché io, come ti dicevo, non voglio fare finanziamenti, quindi io ho un tot di soldi in banca, ho 6.000 euro in banca, scarsi, ho questo camper qui da vendere e ho il TFR del vecchio lavoro che dovrebbe arrivare ad ottobre, e poi diciamo con 2 anni di risparmi o 1 anno e mezzo di risparmi dovrei riuscire a prendere questo camper nuovo. Mal che vada, io dicevo, finanziamento magari lo faccio verso la fine, quando manca tipo 5.000 euro faccio il finanziamento per averlo prima, così magari se non ha 2 basto o altre 2 cazzatine che volevo nel finanziamento metto anche quelle e così mi arriva tutto completo, hai capito? E quella sarà la nuova casa. Motivi? Allora, questo camper, hai visto, l'ho ritirato praticamente tutto a nuovo, però per chi vuole viverci è un camper sì vecchio ma anche economico. Cioè le pareti possono essere facilmente infiltrabili perché è roba fina, è roba da usare per le gite, per le vacanze, cioè non te lo puoi tenere una vita, oppure te lo puoi tenere una vita ma i costi non valgono assolutamente la candela, cioè tanto vale con quei soldi ti prendi uno nuovo, capisci?
E altra cosa, la bicicletta, io l'ho sempre detto, il gavone, io ho sempre avuto la fissa del gavone della bicicletta, e quello adesso vedo che su tutti i semi-integrali, cioè quasi tutti i semi-integrali nuovi, c'è il gavone per la bici, e quindi senz'altro un qualcosa col gavone con la bici. E poi per esperienza, perché ho detto proviamo, cioè da 2 anni che vivo in camper, ho detto proviamo, mal che vada, cioè cosa ci ho speso? 4.500 euro di camper, un po' di sistemarlo, di accessori, vabbè, lo tengo per le gite. E invece no, per me vivere in camper continua a essere una figata, estremamente comodo e ovviamente pesantemente economico, su quello non si può dire niente, anche perché io ho qua il bombolone, quindi puoi immaginare, bombolone GPL. Però appunto dopo tutta questa esperienza, l'unica cosa che mi ha veramente rotto le balle, vivendoci, non andandoci in giro, ma vivendoci, è la doccia. Cioè io ho bisogno di una doccia separata, probabilmente perché io sono un tipo un po' pignoletto, meticoloso, cioè io prima di fare la doccia magari tolgo tutta la roba che si può bagnare, dopo quando ho finito la doccia devo pulire tutto, asciugare tutto. È una gran rottura di cazzo, gli asciugamani, gli specchi e questo e quello, perché io ho la doccia tutto, è una grandissima rottura di balle. Soprattutto d'estate, che la doccia te la fai proprio tutti i giorni, capito? E quindi niente, assolutamente c'è questo discorso della doccia separata. Poi vedo anche hanno letto Matrimoniali in coda, quella è una cosa che mi piace. E vabbè, tutto questo era il Bauemi, l'hai già visto, sei già nell'attore di controllo, tipo le cose dei pirati, no? Lei sta su nell'albero maestro col cannocchiale, terra, e lei bau, vero amore? Eri un pirata in qualche vita precedente, cara. Comunque, Amy, tutto sto sproloquiare come al solito, della serie avremmo passato i 5-7 minuti, quindi della serie chiudiamo qua la puntata con il mio sproloquio che giro in camper a parlare, però ti anticipo cosa ci sarà nella prossima. E allora io adesso sono tipo le 2 del pomeriggio, sto andando dagli amici Zanini Camper, che è una concessionaria su Maga di Portogruaro. Loro non sanno che stiamo andando lì a fargli perdere tempo come al solito con la nostra povertà a guardare i camper di lusso, e ci raggiunge il Van Dox Nomads, ossia i Zingani, e Ezio Mosna col suo furgonato, quello dell'intervista, ti ricordi che avevamo fatto l'intervista nelle alzaglie del Sile, ti ricordi Ezio? Anche te? Ma sì, è simpatico Ezio, bravo Ezio, poi ci ha portato anche la bozza di Prosecco Ezio, quindi è bravo. Ci troviamo con lui all'abbazia di Sumaga, anche quei Zingani ci troviamo lì, sai quella bella abbazia vecchia che è attaccata a Zanini, no? Quindi punto di ritrovo lì, ci facciamo il caffettino, dopo andiamo a rovinare la vita a Zanini, e stavo pensando quasi per fare un piacere a Zanini che era il caso che gli portassi il mio camper davanti, cioè così la gente che passa vede il mio camper e dice cazzo guarda che super camper che vendono là, c'è roba proprio, vero Amy? Vintage ma di lusso come tu mi insegni, e quindi dicono cazzo se hanno camper così vuol dire che hanno veramente roba molto buona, no fa male testa. Però Amy, tu mi insegni, bisogna vedere come fare con te, che non so se tirarti giù anche tu che vieni a vedere i camper, perché dopo ci sono camper anche all'interno, non so se si può entrare là, non so se fanno entrare i CP, non mi ricordo, se no ti lascio all'ombra lì nella chiesa, hai capito? Tanto tu stai qua tranquilla, ti metto i ventilatori e tutto quanto, e noi andiamo lì a rimuovere la pazienza del caro signor Bruno. Mi raccontavano full timer o youtuber che c'hanno diciamo di vuoto creativo dove non sapevano cosa dire. Porca troia, io il problema opposto, cioè devo zittirmi, devo tagliare corto, devo parlare veloce, perché tutte le stronzate che dico ogni volta veramente cioè anche adesso 9 minuti e passa di registrazione, è vero che poi devono esserci i tagli, vero Amy? E quindi niente, c'è il Zanini, l'amico da casa, cioè da casa dall'altra parte della GoPro, e ci tocca aspettare l'altra puntata per vedere Zanini o i camper di Zanini, che tra parentesi io non so che camper stiamo andando a vedere, cioè stiamo andando lì a sperare che ci sia, come dire, un qualcosa che sia di spunto per iniziare a capire meglio il modello che voglio. Massimo sarebbe trovare il modello perfetto, però
io sono ancora molto inconfusionato per il discorso lussi e dimensione, cioè lussi nel senso il letto matrimoniale con tutti i mobili, il bagno grande e tutto, però ovviamente Emmy, come tu mi insegni, per avere quelle cose bisogna avere la cuccia dietro grande, Che poi non te l'ho neanche raccontata, stanotte ho fatto un incubo, no? Ho sognato che avevo preso il camper nuovo. Allora il camper nuovo era tipo un Sunlight T60 circa, qualcosa di simile a quello, il colore era quello invece, bianco, rosso e nero, e 6 metri, ok, bello, gavone, tutto quanto. Inizio il trasferimento, cioè non tanto gli accessori ma la roba proprio, cioè i vestiti, il drone, tutto quanto. Arrivo a un certo punto, non mi stanno più le scatole dei vestiti, il drone, la reflex e tutto quanto, e ho detto ma vaffanculo, cioè capisci? Perché il mio sarà vecchio, sarà la Barboni, sarà tutto quello che vuoi, ma ti ricordi quando ti ho fatto vedere cosa non ha dietro? Cioè oltre a tutti i gavoni, il signorino ha anche tutte le panche dietro, cioè il dietro di net e anche il dietro cucina è tutto bello profondo, cazzo, cioè sta veramente tanta roba nel mio, ma tanta, porco cane, come faremo qua? Che poi essendo anche tutto spartano da poveri, le robe sono anche più fine, le pareti e tutto, no? Quindi alla fine hai anche più spazio di immagazzinizzazione. Vabbè, quella roba lì, insomma. Quindi no, a parte scherzi, è vera sta roba, no? C'è anche i sottopanche, i sottosedili. Ciao capo! Non ha salutato perché il camper da sgrandazzoni. E sembra di no, c'è tanto più stivabilità nel mio. Ecco, scrivi stivabilità, scrivi basso. Boh, dai, Yuri, tasi su adesso perché è da 10 minuti che vai avanti te qua a sparare robe del tuo camper, che non sai neanche che camper vuoi, cioè alla fine è quello che dopo tu pensi di me. Ma è vero, e fai bene. Io veramente non so assolutamente che camper prendere. Non mi va bene il semi-integrale perché è troppo piccolo e non mi va bene il motorhome perché è troppo grande. Anzi, dimentica semi-integrale e motorhome. Non mi va bene uno perché è troppo piccolo, non mi va bene uno perché è troppo grande, e la via di mezzo tipo 6,50 m ha il doppio dei problemi. Cioè, hai capito?